Ennesimo femminicidio nel Vicentino a 5 giorni dall'omicidio di Rita Menzea, Noventa Vicentina, altra tragedia. Questa volta siamo ad ovest di Vicenza, siamo in una frazione di Montecchio Maggiore a Valmolino, dove nel primo pomeriggio un uomo di 38 anni ha ucciso una 21enne nella sua abitazione, una 21enne che conviveva con un altro ragazzo di 28 anni, il tornitore a Sovizzo, lei parrucchiera. Ad assassinare la 21enne sarebbe stato, questi almeno bisogna ancora usare il condizionale, quello che da tutti viene considerato l'amante del ragazzo, comunque o un ex fidanzato della giovane donna. La coppia aveva invece una bambina di 2 anni che fortunatamente non era in casa. Un rumore, uno sparo sentito dalla vicina l'ha fatta insospettire, ha chiamato il compagno della 21enne, Alessia Zorzin, questo è il nome della giovane, e ha chiamato appunto il compagno della 21enne che è corso a casa e purtroppo, sempre secondo quanto ci è stato al momento raccontato, avrebbe scoperto il cadavere della compagna. Sul posto ovviamente sono giunti immediatamente i carabinieri di Montecchio Maggiore, il nucleo investigativo, è arrivato poi nel pomeriggio anche il medico legale e ovviamente il pubblico ministero di turno Salvadori. L'uomo, l'assassino, poi sarebbe fuggito, ma sembra che sia stato già trovato a quanto pare a Peschiera del Garda. La fuga è durata poco tempo su una Y nera che è stata vista anche appunto dai titolari di una trattoria che è qui della piccola contrada. La linea torna allo studio.